amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati dai nostri studi di Vittorio Veneto per un nuovo speciale, un nuovo appuntamento in cui andremo a parlare di un'iniziativa nota ai più. Sto parlando di Ridatti una mossa. Per parlare di questa iniziativa che sta ripartendo proprio in questi giorni, ho il piacere di avere qui in studio Lorena Bortot, corresponsabile appunto del progetto Ridatti una mossa, e Roberto Picco, presidente di Keep Sporting Italia. Grazie per essere qui nei nostri studi. Devo dire che Lorena c'era stata anche già qualche anno fa, però ricordiamo, per chi non sapesse che cos'è, in che cosa consiste Ridatti una mossa, dove nasce questo progetto e quali sono gli scopi, le finalità? Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori della Tenda TV, grazie intanto per ospitarci anche quest'anno, anno in cui siamo felici di parlare nuovamente di questo progetto che, come dico ogni volta, mi piace un sacco perché propone delle attività molto belle in una location molto bella che è il nostro Parco Papadopoli. Questo è un progetto che si svolge qui nella città di Vittorio Veneto per l'11° anno consecutivo, quindi ha ormai una lunga storia ed è molto apprezzato dagli utenti che negli anni sono sempre più in crescita. Una delle grandi novità che proponiamo è il gemellaggio con il comune di Cappella Maggiore, che vede invece per la prima volta la sua partecipazione all'interno proprio di questo progetto che, ricordo, nasce da un'idea l'ULSS stessa, che vuole facilitare l'attività sportiva per la promozione della salute all'aria aperta tramite Ridatti una mossa. Ecco, stiamo vedendo anche delle immagini proprio in questo momento che fanno riferimento alle passate edizioni e poi ci torneremo. Quindi dicevamo un'idea, quella dell'ULSS, che vuole andare a stimolare, diciamo, anche magari alcune fasce della popolazione che magari nel periodo estivo potrebbero così essere indotte a pensare di stiamo dentro casa, non facciamo troppa attività fisica. Invece Lorena si vuole invertire un po' questo paradigma. Assolutamente sì, tanto che la nostra offerta è così ricca che non ci sono proprio scuse per non partecipare. E a questo proposito devo dire che la città di Vittorio Veneto è una di quelle con un maggior numero di adesioni anche a livello di società sportive. Io avrei piacere di elencarle tutte, sperando di non trascurare nessuno. Abbiamo le piscine comunali, la Nottoli Nuoto appunto in collaborazione con Body Evidence, il centro sportivo Eracle che si occuperà della ginnastica dolce, la Hills Nordic Walking, la Frenesi per il ballo, uno diciamo delle attività che piacciono di più sicuramente. Poi abbiamo Rillion Gracie, la Kidorio Kickboxing che propone anche la difesa personale, l'Atletica Vittorio Veneto, la scuola di maratona con le passeggiate, e abbiamo anche delle new entry quest'anno che sono Lupi di Costa, che ci farà conoscere i campi da beach volley, e la new entry, la GDM, la ginnastica militare. Ok, quindi insomma il panorama abbiamo già visto che è bello variegato, ma io adesso mi rivolgerei a Roberto Picco. Intanto appunto è una sorta di continuazione con l'attività appunto che ha svolto Lorena in questi anni, ma ci sono delle novità, Roberto? Grazie Federico, saluto tutti gli ascoltatori della Tenda TV. Sì, ci sono delle novità. Diciamo che noi come Keep Sporting abbiamo supportato e portiamo avanti insieme con Kidorio Kickboxing, supportiamo la transizione digitale. Diciamo che abbiamo una piattaforma che ci permette di agevolare anche agli utenti, a tutti i partecipanti, insomma, le iscrizioni e le adesioni. Quindi se prima era una cosa, diciamo, molto più le persone dovevano muoversi nei vari uffici, nell'ufficio del turismo, della Proloco, insomma, ora si riesce a fare tutto anche da casa, insomma, quindi vediamo che al momento questa cosa viene apprezzata, insomma, e abbiamo già una bella quantità di persone. Beh, allora, entriamo proprio nel tecnico. Come si fa ad iscriversi? Che così magari qualche nostro telespettatore adesso prende nota.
Basta entrare sulla piattaforma keepsporting.com, cercare Ridatti una mossa e a quel punto c'è la possibilità di cliccare e acquistare al solo costo naturalmente del tesseramento di 10 euro tutta questa serie di possibilità di adesione. Insomma, ho contato credo 23 attività abbiamo in campo fra Vittorio Veneto e Cappella, quindi credo che questo è il gran lavoro che ha fatto Lorena fino ad oggi, insomma. Ecco, parliamo un po' delle passate edizioni. Lorena, com'è andata? Cioè, all'inizio, insomma, mi ricordo che magari forse i numeri erano un po' più contenuti, bisognava capire di che tipo di iniziativa si stava parlando, di che tipo di proposta si stava parlando. Poi invece mi pare che anno dopo anno la cosa abbia preso veramente piede nel nostro territorio, come ci dicevi anche tu, più magari di altri luoghi. È vero, questo è un progetto che piace, che ha avuto un ottimo ritorno a livello di numeri, praticamente di iscritti, perché è cresciuto in modo esponenziale. A me piace ricordare che l'anno successivo al Covid eravamo in 47 iscritti e abbiamo davvero fatto l'impossibile, devo dire grazie all'aiuto dell'ufficio sport, perché non dimentichiamo che anche l'ufficio sport del nostro comune è il primo vero supporter di questa attività, ci ha dato tutto l'aiuto necessario per portarci a casa il progetto e siamo passati post-Covid da 47 iscritti al record dell'anno scorso che erano 300. Abbiamo totalizzato 300 tondi iscritti. Ad oggi, questa mattina, erano già 267 gli iscritti e il progetto vedrà l'avvio lunedì 16, quindi abbiamo ottime speranze di superare questo numero e di incrementarlo ulteriormente. Certamente, e per quello che riguarda la varietà delle proposte che voi avete fatto, prima appunto Lorena ci elencava tutte le società sportive che collaborano, che propongono appunto le loro attività. Intanto possiamo dire che le attività sono cresciute nel corso del tempo, no? Non è, cioè all'inizio diciamo, forse era un po' più ristretta la proposta oppure no? Sì, anche la proposta sportiva era più limitata inizialmente, il gradimento non è stato solo dal lato utenti, è stato anche recepito ottimamente dalle società sportive, che sono tantissime poi qui a Vittorio Veneto e che ogni anno sempre più chiedono di partecipare. Dicevo prima infatti che abbiamo 2 new entry quest'anno che ci proporranno appunto la ginnastica militare, la ginnastica ortodinamica e il beach volley. C'è da dire inoltre, per tutti quelli che ancora non conoscono questo progetto, che tutte le attività sono proposte a basso impatto cardiocircolatorio. Vuol dire che non è previsto l'obbligo del certificato medico e che si fa tutto in modo molto molto leggero, perché vuole essere un avvicinamento al mondo sportivo, la possibilità di provare tutto per poi eventualmente approfondirlo a settembre. Immagino che anche per le società sportive possa essere un buon modo per promuoversi e per far conoscere appunto le proprie attività, no? Sicuramente sì, insomma è un'opportunità di farsi vedere, di far conoscere soprattutto, di superare quell'ostacolo iniziale che c'è nell'andare in palestra, non sai chi trovo, non sai con chi mi posso trovare, insomma è un modo di far comunità, insomma è bello perché si creano questi gruppi che poi vanno avanti a fare attività anche durante il periodo invernale, che questo è l'obiettivo insomma principale, quello di propendere le persone, spingerle a aver cura di se stessi, insomma, che tante volte noi stessi ci mettiamo da parte e abbiamo sempre altre priorità, ma la salute è importantissima e quindi grazie a tutte le associazioni sportive che aderiscono, perché comunque mettono a disposizione istruttori, tempo per avvicinare le persone a uno stile di vita sano, insomma. Certamente, l'abbiamo ripetuto più volte, a volte magari basta solo accendere un po' di curiosità, la miccia e poi appunto uno scopre magari di essere anche particolarmente portato in una delle discipline. So che in questi giorni voi avete fatto degli incontri con la popolazione in cui avete presentato il progetto, come sono andati, come stanno andando e che tipo di domande vi fanno anche gli utenti che vengono a questi incontri così di presentazione di Ridatti una mossa.
Ecco, forse la titubanza iniziale di questi incontri è proprio cercare di capire quanta fatica faranno veramente le persone una volta iscritte. Devo dire che ad entrambi gli incontri, sia quello di Vittorio Veneto che quello di Cappella Maggiore, hanno partecipato anche dei professionisti, un cardiologo e una specialista della postura, per spiegare quali sono poi i vantaggi della salute legati all'attività fisica, fatta anche con un avvio molto leggero come quello che stiamo proponendo noi ora. Quindi forse queste sono le domande più tipiche delle serate, che comunque hanno sempre un buon ritorno. Ci sono sempre molti partecipanti che già si iscrivono. Ecco, noi a fine serata sappiamo che concluderemo con un bel bottino di iscrizioni. Ricordiamo bene dove si svolgono le attività. Al Parco Papadopoli di Vittorio Veneto a Ceneda, quindi è una location che è strepitosa, perché già solo arrivare è entrare in un paradiso, insomma. E poi il Parco Margherita Hack a Cappella Maggiore, quindi luoghi accessibilissimi, luoghi in cui c'è ampio parcheggio, quindi la possibilità di arrivare, non ci sono scuse insomma per non essere presenti ai corsi. Non ci sono scuse e mentre chiedo magari a Lorena che ha più esperienza, lo dicevamo anche prima, le varie società sportive che collaborano insieme per insomma questa promozione anche, possiamo dire, di un buono stile di vita, del fare della giusta attività fisica. Beh, insomma, non è così semplice vedere tante realtà sportive, tante associazioni sportive di diverso tipo che collaborano insieme con un unico obiettivo, con un unico risultato. Sì, questa è una cosa della quale altrettanto vado fiera, come del successo del progetto, perché ho visto negli anni che si è creata una bellissima sinergia tra gli istruttori delle associazioni che hanno partecipato nel tempo e che sono sempre capaci di accogliere con grande entusiasmo invece tutte le realtà nuove che si affacciano per la prima volta anno dopo anno. Ed è, come dicevi tu, atipico in realtà, perché noi sappiamo che non sempre gli sport riescono a collaborare, un po' per necessità diverse, un po' per ideologie diverse, invece queste di Vittorio Veneto ci danno la prova che insieme si può fare bene e si può fare meglio. Noi conosceremo quest'anno anche le società di Cappella Maggiore e queste le devo leggere. Sì, prego, certamente. Beh, perché sono le new entry. Esatto. Allora, sottolineo innanzitutto che gli iscritti possono fare attività in entrambi i comuni liberamente. Una volta tesserati hanno accesso sia qui sia lì proprio in forza di questo gemellaggio. E oltre ad alcune delle società di Vittorio Veneto troveranno anche la pallavolo di Cappella Maggiore Fregona Sarmede, la società calcio Cappella Maggiore Fregona Sarmede e la società Vivi Danze invece che propone i balli popolari. Ecco, quindi anche in questo caso una varietà insomma di proposte. Noi abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, però io direi che per gli indecisi, per chi magari non ha mai preso parte a Ridatti una mossa, che cosa diciamo ai nostri telespettatori? Che non ci sono scuse, non ci sono scuse per non provare, l'offerta è davvero così ampia che sicuramente incontra l'interesse e la curiosità di tutti quanti. Io invito sempre a non farsi scoraggiare anche dal nome che magari uno può trovare non prettamente accattivante, ma davvero provare, fare attività all'aperto è bello, gli istruttori sono eccezionali e tutti quanti accoglienti e coinvolgenti e quindi ridatevi una mossa. Ridatevi una mossa e dopo non l'abbiamo detto, ma è un modo anche ovviamente per socializzare, cioè quindi per così instaurare nuovi rapporti ovviamente con persone che si conoscono nell'occasione appunto di fare insieme queste attività, quindi c'è anche quell'aspetto da non sottovalutare. Effettivamente il riscontro è che tante persone ci contattano e ci dicono 10 euro ma a lezione? No, chiariamo bene la cosa, 10 euro che è il costo del tesseramento vi mette in una condizione di poter veramente provare e spaziare un sacco di discipline, insomma, quindi prendersi cura del corpo e della mente a 360 gradi, questo è importante. Perfetto. E questo appunto è un bel messaggio che vogliamo far passare anche grazie a questa trasmissione.
Io ringrazio Lorena Bortot e Roberto Picco che ci hanno presentato Ridatti una mossa edizione 2025, lo ricordiamo a partire dal 16 giugno, quindi potete anche comodamente da casa vostra entrare nel portale, entrare nel sito, leggere bene tutte le attività che vengono proposte appunto nell'ambito dell'iniziativa Ridatti una mossa, e l'invito che vi facciamo ancora una volta è quello di ridarvi proprio una mossa e quindi uscire a fare della buona e sana attività fisica in questa estate 2025. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima.